Cooperazione Salute è la mutua di Confcooperative. Nasce dalle esperienze trentine e l'esperienza emiliano-romagnola ed è una mutua, quindi iscritta all'anagrafe dei fondi, che ha sede a Trento. Cooperazione Salute lavora esclusivamente per le cooperative aderenti a Confcooperative. Nasce nel 2014 a seguito degli obblighi contrattuali che erano stati inseriti più o meno in tutti i contratti nazionali per dare una risposta alle cooperative del proprio sistema. È una realtà che attualmente ha 215.000 iscritti e più o meno 2.600 cooperative. In Friuli abbiamo quasi 5.000 iscritti con un centinaio di cooperative, quindi è una realtà che ha preso piede anche qui all'interno della vostra regione in maniera importante. Confcooperative vuole un progetto mutualistico proprio perché desidera che le coperture sanitarie integrative funzionino, quindi che i rimborsi vengano effettivamente fatti, che il lavoratore abbia un ritorno reale da questo obbligo contrattuale e che venga gestita secondo dei parametri che vengono definiti all'interno del Consiglio di amministrazione dove Confcooperative è presente. Quindi presidiando con particolare attenzione questo progetto. Le possibilità di Cooperazione Salute non si esauriscono all'interno delle coperture contrattuali obbligatorie, ma abbiamo anche coperture di welfare aziendale, quindi volontarie, sempre ad adesione collettiva, che rispondono al desiderio di cooperative di dare delle coperture aggiuntive rispetto a quelle previste dagli obblighi contrattuali oppure per categorie per le quali non è previsto l'obbligo, quindi diciamo che risponde a delle esigenze di politiche del personale differenziate a secondo dei bisogni della cooperativa stessa, no? Che desidera fare un progetto così definito di welfare aziendale. Ultimamente abbiamo declinato delle coperture anche per i soci di cooperative, soci per cui non esiste un rapporto di lavoro subordinato, ma sono soci di realtà tipo le BCC, tipo soci conferitori di consorzi o di cooperative agricole, di cooperative di consumo, e sono progetti che definiscono una soglia minima di adesione sotto la quale non si può andare perché non sarebbe adesione collettiva. Più soci aderiscono, più si riesce a contenere il costo della copertura sanitaria integrativa. Le coperture sanitarie integrative sono degli strumenti che permettono ai lavoratori di richiedere rimborsi sulle spese sanitarie. Le nostre coperture sanitarie integrative hanno delle eccellenze, una delle quali è massima libertà di scelta per l'iscritto, che significa che un lavoratore può ottenere rimborso sia che si rechi in una struttura convenzionata con noi, con una struttura privata non convenzionata con noi o al Servizio Sanitario Nazionale. Questo dà al lavoratore la massima libertà di scegliere la struttura che è più idonea alle proprie esigenze di salute. Tutte le nostre coperture sono estendibili ai familiari. Il lavoratore o il socio può decidere di estendere la copertura ai propri familiari allo stesso importo della collettiva, e significa che sono importi molto più contenuti rispetto ad un acquisto individuale. Inoltre le nostre coperture funzionano anche con delle strutture sanitarie o socioassistenziali appartenenti al nostro sistema, quindi qualora ci siano cooperative appartenenti a Conf che svolgono servizi sanitari o socioassistenziali, noi ne caldeggiamo il convenzionamento con noi in modo che diventino fornitori dei nostri stessi lavoratori o dei soci del nostro sistema. La nostra rete di promozione all'interno delle regioni è incardinata nel sistema di Confcooperative, quindi qualora una cooperativa o un socio decidesse di volerci contattare si può rivolgere agli sportelli regionali o agli sportelli provinciali di Confcooperative.